Eccoci qua, come tutti i lunedì, come dicevo prima, in collegamento con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi come sempre. Buongiorno e grazie per l'invito, un saluto a tutti. Allora Riccardo, entriamo subito in dettaglio come facciamo di solito con banalmente, non è per niente banale, ma comunque diciamo da un punto di vista molto empirico cosa succede di rilevante alla Camera, nei lavori dell'Assemblea e delle commissioni, magari anche di questa settimana che si apre oggi. Cosa c'è da segnalare a chi ci ascolta di utile? Allora alla Camera avremo in discussione domani mattina il decreto fiscale. Al pomeriggio, quindi sarà la discussione generale al mattino, fino alle 16 dovrebbe essere messa la fiducia. Dopodiché ci saranno le comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo di questa settimana. Questo impegnerà il pomeriggio. E poi il mercoledì si procederà col decreto fiscale e il giovedì è il famoso giorno in cui si parlava della ratifica del MES. Per questo insomma oggi ho visto che ci sono fiumi e fiumi di Sì, inchiostro su una cosa che ho detto io ieri, ma a me piace sempre molto come vengono create le notizie, no? Perché a volte a dire l'ovvio si dice una cosa rivoluzionaria, cioè se uno guarda il calendario della Camera, poi giovedì 14 c'è nell'ordine la legge di delegazione europea, che è appunto una norma che comunque va approvata entro fine anno perché diciamo è l'adattamento della normativa nazionale alle direttive europee, e poi c'è una modifica del codice penale per gli illeciti agroalimentari. Solo dopo c'è la ratifica del MES. E insomma diciamo che se un po' di esperienza parlamentare qualcosa mi fa intuire che molto difficilmente dopo il decreto fiscale e dopo questi due provvedimenti ci sarà anche modo di discutere di MES giovedì 14. Quindi il tanto famigerato argomento del MES svitterà. Però insomma questo è stato dipinto come uno scontro nella maggioranza, eccetera. Semplicemente la questione vera è che non ci sarà il tempo per discuterlo e poi si andrà nelle prossime settimane che saranno impegnate con i provvedimenti del bilancio. Quindi ma perfino, verosimilmente perfino Forza Italia mi sembra non pone il problema, no? Il capogruppo, il tuo omologo alla Camera, dice l'onorevole Barelli, non c'è fretta, altre le priorità. esatto, anche perché poi ci sarà la legge di bilancio, quindi poi si va nell'anno nuovo. Questo è diciamo il nostro calendario settimanale. Poi come provvedimenti Che poi noi importanti, continuiamo a chiamarlo salva stati, ma in realtà è un salvabanche questa nuova versione del salva MES, no? banche, Cioè se qualche banca in Europa va in crisi, gli altri soci devono mettere i soldi, più o sono banche meno. in particolare tedesche, perché questa riforma del MES prevede diciamo due linee di salvataggio diverse. Chi ha un rapporto debito-PIL sotto il 60% può accedere diciamo ai soldi del MES, che sono i soldi messi a tutti i paesi senza condizionalità. Chi ne ha di più di debito, cioè praticamente tutti, tolti dalla Germania e i paesi frugali, deve accettare un memorandum sul modello greco, quindi con la troica che ti dice che riforme fare, che ti fa privatizzare gli asset, insomma una roba invasiva. Ecco, per questo noi siamo sempre stati contrari a questa modifica, anche perché aggiungo, abbiamo letto fiumi di inchiostro, ho sentito un sacco di parole dopo il PNRR sull'Europa che iniziava a comunitarizzare il debito, che andava in un'ottica più solidale. Allora se è così, che poi non è in realtà così, però certamente il PNRR è meglio del MES, il MES è uno strumento ormai superato, no? Da quella che dovrebbe essere la nuova logica europea. Quindi questa è sempre stata la nostra posizione e continuiamo a ribadirla. Ecco, detto questo, il piatto forte, diciamo così, quell'altra questione forse un pochino più urgente in realtà è quella della revisione delle regole del cosiddetto patto di stabilità, no? E lì Sì, come siamo sì. combinati? Perché lì Allora, dipendono poi le varie finanziarie dei singoli paesi, come il nostro in primis, anche dalle nuove regole europee. lì c'è il nostro ministro Giorgetti che è impegnato in un non semplice trattativa, e diciamo che in questo momento si stanno creando dei fronti non dico contrapposti, ma insomma dei fronti di interessi diversi. L'Italia sta facendo fronte con la Francia e con la Spagna perché hanno diciamo dei massimali di bilancio più simili ai nostri rispetto ai tedeschi e agli altri paesi del nord. Quali sono i due argomenti principali su cui si sta discutendo? Voi sapete che nel vecchio patto di stabilità c'era ogni anno l'obbligo del rapporto deficit-PIL al 3%, e quindi questo diciamo tornerebbe un meccanismo di questo tipo, ma in aggiunta al rapporto deficit-PIL, in base a quanto debito tu hai,
ti viene richiesto un programma di abbassamento del debito, che comporta che cosa? Che il deficit PIL non sarebbe più il 3%, ma se tu hai un debito alto come l'Italia, che è sopra appunto i famosi 60, il 60%, l'Europa avrebbe previsto un rapporto debito-PIL al 60%, l'Italia ce l'ha al 138, 140, adesso non mi ricordo, quindi figuriamoci, no? Quindi abbiamo molto più debito rispetto a quelle che sono le entrate dell'anno. E se tu hai questo rapporto più sopra il 60% dovresti impegnarti a ridurlo e quindi si sta discutendo del come, perché l'Italia vorrebbe che nella riduzione non fossero conteggiati gli interessi, visto che comunque la BCE ha aumentato molto gli interessi sul debito, che si contasse soltanto diciamo, la parte di capitale. E poi c'è un altro tema su quello che è considerato deficit, che gli investimenti del PNRR, in generale le spese di investimento, rientrassero nel computo del 3% del deficit. Perché questo? Perché del resto se l'Europa ci ha dato 120 miliardi a debito, questi servono per perseguire gli obiettivi ambientali, la digitalizzazione, la lotta alla disparità di genere, che sono obiettivi dati dall'Unione Europea, visto che questa è una mole di soldi, una mole di debito, che almeno questo non fosse conteggiato nel deficit, diversamente stare nei parametri che prescriverebbero nuove regole sarebbe impossibile. Sì. Questi sono i due temi su cui si sta discutendo, su cui non c'è ancora un accordo, e vedremo se il Consiglio europeo di questa settimana, dove parteciperanno i leader, quindi i presidenti dei consigli, non i ministri dell'economia, arriveranno a un punto. Ecco, Riccardo, a proposito di debito deficit, un'altra questione che si lega peraltro anche alla manovra finanziaria, la finanziaria di fine anno, no, si è parlato molto delle pensioni, dei medici e tutto il resto, e anche del capitolo pensioni. Ci sono stati aggiustamenti, insomma adesso le cose sembrano abbastanza rientrate nella sostanza, però una questione di fondo che ripropone, non è la prima volta, oggi ne parla il Fatto Quotidiano, ma ne hanno parlato praticamente tutti i giornali di tutti gli orientamenti politici immaginabili negli ultimi anni. La questione è posta in particolare dall'ex sottosegretario Brambilla, dal suo centro studi itinerari previdenziali, e riguarda il fatto che se noi facciamo quattro conti sulle pensioni in senso stretto, le pensioni assolutamente non sono in deficit, non sono in rosso, no? Al netto delle tasse e dell'assistenza, il sistema pensionistico nel 21 era in attivo per 44 miliardi. Allora uno si domanda, ma perché tagliare le pensioni? Piuttosto mettiamo mano magari agli altri capitoli di falsa assistenza o welfare, sprechi, eccetera. Sempre la solita solfa, cioè sono tanti anni che diciamo queste cose. C'è del vero, c'è del falso, cosa ne pensi tu? Perché uno, No. facendo appunto questi quattro conti, dice se le pensioni sono in attivo, perché cavolo le devo tagliare? Allora, il punto è che il sistema pensionistico andrà, diciamo, a posto, perché piano piano tutti quelli che hanno, diciamo, la pensione retributiva andranno in pensione. Quelle che costano di più sono quelle, cioè quelle retributive che dopo la riforma Dini non ci sono più state, quindi insomma chi ha iniziato a lavorare dopo metà Sì, anni parliamo 90. del lontano 95 ormai. Quindi... Esatto, dopo la metà anni 90 al sistema contributivo puro, e chi ha il retributivo sono, diciamo, le persone più anziane, insomma, che stanno andando in pensione, sono già andate in pensione, stanno andando in pensione adesso. Questo è lo stesso motivo per cui la Lega ha sempre detto che quota 41 nel giro della legislatura si può fare, perché gli anni critici sono questi qua, mano a mano che tutte quelle persone vanno in pensione, anche la quota 41 diventa sostenibile dal punto di vista economico. Quello che è successo, allora io penso, detto questo, io non voglio poi nascondermi dietro un dito, io penso che sulle pensioni sia la più grande delusione per la Lega in questa legge di bilancio. Io questo lo voglio dire con chiarezza, perché come giustamente dici tu, forse qualcosa in più si poteva fare, quantomeno rinnovare la quota 103 come l'anno scorso, invece che mettere i paletti, oppure opzione donna. L'anno scorso avevamo detto che non ci sarebbe stata in via eccezionale, invece anche quest'anno non c'è di nuovo. E questo onestamente dà adito alla sinistra di dire che abbiamo attuato delle politiche sulle pensioni peggiorative, e questo onestamente, visto che noi comunque abbiamo sempre contestato la legge Fornero e determinate derive della sinistra, credo sia un problema politico. Quello che è successo poi con le pensioni dei medici va spiegato, nel senso che con le pensioni dei medici e di alcuni dipendenti pubblici è stata sanata, diciamo, una disparità di trattamento che c'era con gli altri lavoratori, perché c'era una tabella del 1996, credo, che dava interessi maggiori, pari al 25% rispetto al 2% degli altri lavoratori sulle pensioni dei sanitari e di altri dipendenti pubblici, e questo creava, diciamo, degli assegni molto più corposi rispetto a quelli, diciamo, degli altri lavoratori per questa rivalutazione. Allora, per fare questa cosa si è detto? Si è detto si adegua anche quelle pensioni al 2% come agli altri,
Però allo stesso tempo, per non avere l'effetto di una norma che risultasse retroattiva, si è trovato questo compromesso, cioè si è detto a questi lavoratori: se voi restate a lavorare più tempo, quindi fino ai 67 anni o ai 70 anni per i sanitari, voi non avrete di fatto il taglio, quindi continuerete ad andare in pensione con la stessa cifra che avreste avuto senza questa riforma. E questo perché? Appunto per evitare l'effetto retroattivo, e anche perché c'è bisogno di queste persone nella pubblica amministrazione, in particolare nel campo sanitario c'è bisogno di medici, di infermieri, di questo tipo di professionalità che sono molto carenti. Credo che su questo si sia riuscito a ottenere, diciamo, un buon compromesso, ecco, anche perché oggettivamente la disparità di trattamento c'era, e comunque chiedendo a queste persone di lavorare qualche anno in più, gli si garantisce lo stesso assegno. Poi certo c'era comunque sempre uno scontento, però rispetto a come si era partiti penso che sia un compromesso accettabile questo. Ecco, a proposito di sanità, l'ultima cosa, poi ci salutiamo, Riccardo. Oggi sulla Stampa di Torino leggo, abbiamo citato un articolo: il 60% degli ospedali sarebbe a rischio. Prende spunto dalla vicenda di Tivoli, ma allarga il discorso questa indagine, citando la Corte dei Conti, citando la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario, la Protezione Civile, per cui addirittura il 60% degli ospedali rischia di venire giù con un terremoto nemmeno troppo violento. Sono strutture molto antiche, e tra le altre cose la Corte dei Conti dice che abbiamo 24 miliardi di euro in ballo da investire nell'edilizia e nella sanità dal 1988, dalla finanziaria dell'88. Quei soldi là sono stati utilizzati solo al 40%. Per le solite cause: procedure farraginose, burocrazia, incapacità di fare i progetti da parte delle amministrazioni locali. Aggiungo il capitolo liste d'attesa. Anche qui si poteva fare qualcosa di più per fornire un miglior servizio ai cittadini? Su lista d'attesa, i due cose su cui investe questa legge di bilancio sono i soldi in busta paga, chi guadagna di meno, quindi la conferma del taglio del cuneo fiscale, e le maggiori risorse sulla sanità, e i 3 miliardi per il rinnovo del contratto dei sanitari proprio per abbattere le liste d'attesa. Quindi sicuramente è stata scelta come priorità quella della lista d'attesa in questa legge di bilancio, quindi su questo diciamo non abbiamo critiche da farci, ecco, penso sia fatto quello che si poteva. Per quanto riguarda l'edilizia, voglio dire questo: da una parte nel PNRR, come sapete, ci sono fondi anche per l'edilizia sanitaria, più per le case di comunità, diciamo, per gli ospedali territoriali, ma comunque sono sempre presidi sanitari di territorio, quindi per le strutture. Il problema sarà poi di metterci dentro a lavorare, costruire nuovi ospedali va bene, ma non abbiamo i medici per far funzionare quelli che ci sono già, quindi il vero problema poi sarà il personale. Per quanto riguarda le strutture che già ci sono però dei progetti delle regioni molto importanti, ad esempio con i fondi INAIL, quindi con fondi nazionali. Qua in Piemonte, ad esempio, il nostro assessore alla sanità Icardi ha fatto un piano di edilizia sanitaria per la costruzione della ricostruzione dei principali ospedali della regione. Quindi si parla della città della salute di Torino, quella di Novara, nuovo ospedale di Cuneo, nuovo ospedale di Alessandria, tutti fatti con fondi INAIL e con la compartecipazione dei privati. Quindi io cito un esempio che conosco, quello della mia regione. Diciamo che forse anche qua c'è una differenza da territorio a territorio, che ci sono regioni che i fondi nazionali hanno saputo utilizzarli, hanno saputo fare i progetti, hanno saputo quantomeno mettere a gara le procedure, e probabilmente, come sempre, ci sono anche regioni che non l'avranno fatto. Penso che in Lombardia e in Veneto non sia molto diverso dal Piemonte. Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana Riccardo, buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Per la tua pubblicità visita il sito